L'anticipazione del Corriere del Veneto lascia sgomenti, si va verso l'archiviazione dell'inchiesta sulla strage della Marmolada provocata dal crollo di una parte del ghiacciaio sulla via che porta i turisti alla vetta lo scorso 3 luglio. Anticipazioni sulla perizia dei geologi incaricati di chiarire le cause del distacco definirebbero l'evento imprevedibile, portando quindi l'indagine sul percorso dell'archiviazione senza che ci siano responsabili. Anche se le 60 pagine di relazione ancora non sono pubbliche, i contenuti verranno resi noti nel giro di qualche giorno, in primo luogo alle famiglie delle 11 vittime della strage, poi verranno prese decisioni sul proseguo o meno dell'inchiesta. Una parte rilevante della perizia però verterebbe proprio sulle attività da mettere in atto per la sicurezza di chi sale al ghiacciaio, che continua a manifestare assestamenti e cedimenti come la valanga, con un fronte di 30 metri che lo scorso 6 dicembre ha travolto uno sci alpinista padovano vivo per miracolo dopo essere stato estratto dalla neve dai soccorritori. Una situazione da monitorare quindi, soprattutto ora che con la neve appena caduta in questi giorni inizierà finalmente la nuova stagione sciistica che porterà su queste vette migliaia di appassionati.